Open Day qui al Consorzio Universitario, tanti ragazzi per illustrare i prospettive, i nuovi corsi ovviamente. Oggi grande festa, vedere 1 migliaio di giovani animare questa mattinata, frequentare queste aule è veramente il premio più rilevante, la gratificazione più importante che ci possa essere per il lavoro che è stato effettuato sia dalla comunità accademica autorevole del Polo Universitario sia dal Consorzio Universitario. Questa sinergia che si allarga fra l'altro alle istituzioni agrigentine ha fatto sì che il Polo Universitario di Agrigento sia tornato ad essere un polo di attrazione culturale e perché no anche come prospettive occupazionali. Abbiamo lavorato insieme in maniera come dire, perfetta sul piano dei rapporti anche interpersonali, abbiamo avuto il sostegno delle istituzioni agrigentine, il magnifico rettore ha assunto degli impegni che ha mantenuto egregiamente, per cui ci presentiamo alla comunità studentesca agrigentina e perché no, anche fuori dai confini provinciali con quel prestigio e quell'autorevolezza dei corsi di laurea che rappresentano sicuramente un riferimento per questi giovani che anziché prendere in considerazione l'aereo, il treno o l'autovettura e andare al nord potranno trovarsi benissimo a casa loro, non solo sul piano degli agi, delle comodità, ma anche sul piano della preparazione che potranno conseguire in queste aule, per cui auguro loro un futuro radioso e perché no, che passi per questa stazione importante che è quella del Polo Universitario di Agrigento. Rettore, oggi qui all'Università di Agrigento vedere tanta gente per questo Open Day è sicuramente segno di una buona prospettiva futura. È un ottimo segnale, è dimostrazione che nei mesi precedenti abbiamo lavorato dando dei messaggi positivi. Noi stiamo lavorando molto per i poli territoriali, sia quello di Agrigento, quello di Caltanissetta e quello di Trapani, perché intendiamo ripartire proprio dai poli con un'offerta formativa diversificata, specializzata, quindi saranno dei corsi che saranno molto interessanti per gli agganci col territorio e soprattutto con una logica di servizi completamente nuova. Anche questo polo di via Quartararo, che è stato per alcuni anni in condizioni non perfettamente ottimali, finalmente adesso avrà una logica di squadra. Stiamo lavorando come se fosse Palermo e quindi a breve offriremo ai ragazzi di Agrigento gli stessi servizi di Palermo. Questa è una giornata molto importante, direi quasi una festa per l'Università d'Agrigento, perché abbiamo voluto fortemente aprire le porte a tutti gli studenti, non solo del quinto anno ma anche del quarto anno delle scuole superiori, dei licei, per un orientamento che vuole essere anche diverso, cioè non solo abbiamo voluto spiegare, vorremmo spiegare le caratteristiche dei corsi di studio, dell'offerta formativa, ma vogliamo dare un contributo a questi studenti che spesso sono in cerca anche di una chiave d'accesso al loro futuro, per il loro futuro, e quindi orientarli in una maniera diversa, cioè raccontare quali sono veramente le caratteristiche delle aree del sapere, dei corsi di studio, in modo tale da offrire anche al quarto anno, anche ai ragazzi del quarto anno, una possibilità di una scelta consapevole e molto chiara. Dopodiché vogliamo dire che ad Agrigento c'è una realtà veramente importante, di eccellenza, che non ha nulla da invidiare all'Ateneo Centrale di Palermo e alle altre università italiane, che è a loro disposizione, quindi i docenti sono veramente qualificati e anche i corsi di studio secondo me sono molto importanti per offrire un futuro importante e un'occupazione possibile. Oggi una bella giornata con tanti ragazzi che visitano il Consorzio Universitario Agrigentino per l'Open Day, iniziativa che fa ben sperare considerando anche il forte afflusso che abbiamo visto. Sì, oggi c'è la partecipazione straordinaria di tutte le scuole, finalmente si ritorna a fare in presenza l'Open Day che consentirà agli studenti delle ultime classi degli istituti superiori della provincia di Agrigento di conoscere quella che è la nuova offerta formativa del Consorzio Universitario, un'offerta formativa con ben 8 corsi di laurea,
se ne è aggiunto uno nuovo di corso, cioè quello di scienze infermieristiche, che partirà dal prossimo anno accademico. Insomma, un consorzio universitario che è completamente rinato e che oggi si presenta al territorio con un'offerta formativa importante, con corsi di laurea diversificati, ma a parte diciamo, i corsi di laurea stiamo progettando anche l'organizzazione di master, di corsi di alta formazione professionale.